Era il 6 luglio del 2023 quando l'auto di Angelica Hutter a Santo Stefano di Cadore falciò l'esistenza di un'intera famiglia di Favaro Veneto, il piccolo Mattia, 2 anni appena, il papà Marco Antoniello, 47, la nonna 64enne Maria Grazia Zuin. Stavano passeggiando in quella che doveva essere solo una vacanza in montagna nel cuore del Comelico quando vennero travolti dall'Audi A3 nera della donna tedesca, oggi 34enne, che in queste ore sta lottando tra la vita e la morte perché investita dall'auto di un 77enne veronese sulla strada provinciale 19 a Ronco all'Adige, e questo durante la fuga dalla casa di cura psichiatrica a Casa Don Girelli, dove si trovava ricoverato dopo aver patteggiato una pena a 4 anni e 8 mesi proprio per quel terribile triplice omicidio stradale, una scia di orrore e tragiche coincidenze su cui adesso si cerca di fare luce con la polizia stradale di Legnago, che ha aperto un fascicolo per lesioni. Non è chiaro se Angelica Hutter stesse camminando a bordo strada o se la stesse attraversando al momento dell'impatto. Perde quota ora dopo ora l'ipotesi del tentato suicidio. Forse la 34enne voleva soltanto raggiungere la Baviera, sua terra di origine. Un destino che interroga non solo gli inquirenti e che riapre ferite profonde, familiari e di comunità. A Favaro Veneto le esequie nella chiesa di Sant'Andrea furono un abbraccio straziante collettivo, sostegno che continua ancora oggi. Una delle cose principali che abbiamo pensato è che ovviamente tutto questo riporta a galla tutto il dolore di queste persone che da anni stanno soffrendo questa loro perdita del figlio, nipote e consuocera. Stava seguendo un percorso di riabilitazione Angelica e pochi giorni fa con gli altri ospiti aveva fatto visita anche ai mercatini di Natale, parlava poco l'italiano ma non c'erano sospetti di fuga, allontanamento che è stato invece repentino. Domenica la donna esce dalla casa accoglienza e si infila tra le piante, poi scavalca la cancellata, evoluzioni riprese dal sistema di videosorveglianza, immediato l'allarme ai carabinieri con la 34enne tedesca che viene investita 10 minuti dopo quando tutti la stanno cercando. La nostra è una struttura sanitaria, cura le persone e non le contiene, afferma il direttore di Casa Don Girelli, Giuseppe Ferro. Angelica Hutter dice forse viveva un periodo di forte stress acuito dalle feste natalizie. Non mettiamo muri, intanto le prossime ore potrebbero essere decisive per capire quanto il destino possa essere tragico e beffardo.